Primato della manifestazione 57,99 di Sciocchetti, è il primato come sempre di tutta la categoria ragazzi, quindi riguardante i 3 anni, inarrivabile per gli atleti in acqua, con Ceccon già medaglia d'oro nella prima finale di oggi. A farfalla che prova a cimentarsi in un secondo successo, gli rende la vita difficile Michael Carraro che vira il comando ai 29,80, 10 centesimi più veloce di Ceccon, poi Nalato anche oggi a podio 30,56 in terza posizione. Ceccon che affianca Carraro, decisamente un'azione di gran leggerezza per lui come è stato nella farfalla. Così è nel dorso, ottima espressione in fase di apnea per Thomas Ceccon, ancora davanti, secondo successo per lui oggi, 1.00.65, Michael Carraro 1.01.30 secondo, Paolo Nalato è terzo in 1.02.39.